Bell'intrico di valutazioni, la vicenda PFAS o PFAS, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche ritenute responsabili dell'avvelenamento di falda in una vasta area del Veneto centrale. C'è una relazione della Commissione parlamentare sulle ecomafie che parla di scarichi non depurati. Pronta la replica della Miteni, l'azienda chimica di Trissino in provincia di Vicenza, ritenuta responsabile dell'inquinamento, che invece conferma il processo di trattamento attentamente monitorato dal Consorzio di Bonifica Alto Vicentino Servizi, i cui esiti sono girati ad ARPAV, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, e a tutti gli enti preposti, numeri, spiega ancora il comunicato Miteni, pubblicamente riportati nei siti della stessa azienda e consorzio. Ma la polemica si estende ovviamente pure all'ambito politico, dove una consigliera regionale del Veneto per AMP, l'area moderata popolare, Cristina Guarda, accusa la giunta Zaia di temporeggiare a proposito degli interventi per stabilire definitivamente il nesso di causalità tra inquinamento da PFAS o PFAS e le patologie che il Coordinamento Veneto per le malattie rare ha confermato. Ognuno porta avanti le proprie ragioni, ma la verità ancora una volta resta interpretabile. Intanto il processo di bonifica dell'area Miteni sta procedendo ed è già un aspetto importante per procedere coi fatti oltre le parole.